Napoli, capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi siamo a Piazza Dante, alle mie spalle, Portalba, dove nel 1738 è nata la prima pizzeria napoletana. E allora parleremo di pizza tradizionale. È Massimo Ranieri. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Michele De Luca, ho 36 anni e da piccolo volevo fare lo scienziato. Sono Giovanni, ma tutti quanti mi conoscono come Giova. Ho 39 anni e da piccolo sognavo di diventare un cardiochirurgo. Sono Giuseppe Russo, ho 30 anni e da piccolo volevo fare l'esploratore. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Vincenzo Damiano, della pizzeria Rovi accanto agli scavi di Ercolano. Sono Simone Fortunato, dell'omonima pizzeria Simone Fortunato a Portici. Sono Pino Celio di Lucignolo Bella Pizza. Ormai tutti mi chiamano Pino Lucignolo e va bene così. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Oggi siamo a Portici, una ridente cittadina alle falde del Vesuvio, famosa per la sua reggia e per tutte le ville costruite intorno ad essa, le famose ville vesuviane del Miglio d'Oro. Dovrò raggiungere Giovanni, alias Giova. Portici è un'affascinante città situata nella provincia di Napoli. Si trova ai piedi del Vesuvio e si affaccia sul Golfo di Napoli, offrendo un mix unico di bellezze naturali, patrimonio storico e tradizioni culturali. È conosciuta soprattutto per la sua storia reale e per il suo ruolo nell'antica aristocrazia borbonica. Carlo di Borbone fece costruire qui la famosa Reggia di Portici, che divenne una delle residenze estive della famiglia reale. Sono Giovanni, ma tutti quanti mi conoscono come Giova. Ho 39 anni e da piccolo sognavo di diventare un cardiochirurgo. In realtà poi mi sono laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche ed ora faccio il food creator. Le ricette che realizzo le potete trovare sui miei canali social, dove mi seguono oltre 1 milione di amici. Giovanni! Ciao Enrico, come stai? Tutto bene, tu? Tutto a posto, grazie. Senti Giovanni, abbiamo fatto un po' più tardi del solito, la pancia inizia a brontolare. Dove andiamo a mangiare? Ti porto da Simone Fortunato, che è uno dei maestri della pizza tradizionale. Sono Simone Fortunato, dell'omonima pizzeria Simone Fortunato a Portici. Nella mia pizzeria troverete un ambiente accogliente, dove tradizione e innovazione si sposano. E cosa mi fai mangiare? La sua scarpariello, che per me è la sua pizza migliore. Come è fatto? Un pomodorino spadellato con aglio, olio e peperoncino, provole e pepe e all'uscita una bella mane pecorino. Perché dovresti mangiare la mia pizza? Perché la mia pizza è fatta con tanto amore e ingredienti del territorio. Wow, per come l'hai decantata sembra una pizza eccellente, ma sei sicuro che la sape fare? Enrico, tu ti mangi la pizza? Sì. E vieni a pensare a me. La pizza io. In passato, la pizza napoletana era considerata un piatto povero e veniva venduta per strada dai cosiddetti pizzaioli ambulanti. Era il cibo dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti, grazie al costo basso e alla sua capacità di saziare. Le prime pizze preparate a Napoli erano estremamente semplici. Poi Simo, Ciao Gianni. ciao.
Come stai? Tutto bene a te? Tutto a Tutto posto? a posto, grazie. Ti volevo presentare il maestro Enrico. Buongiorno maestro e benvenuto in casa Fortunato. Piacere mio, Simone. Enrico, Simone è uno dei grandi maestri della pizza tradizionale. Per me è un numero uno. Vabbè Giovanni, tu potevi mai dire il contrario, è amico tuo ovviamente, questo però lo stabilisco io. Fai una cosa, prendi un bel tavolo che fra poco iniziamo a mangiare, io nel frattempo faccio 2 chiacchiere con Simone. Va benissimo ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao. Allora, Simone Fortunato, un veterano della pizza napoletana. Ma da quanto tempo fai il pizzaiolo? Da sempre faccio il pizzaiolo. Sempre in questa sede? No, sono 8 anni che siamo qua, però sono la 4ª generazione di una famiglia di pizzaioli. Siamo presenti sul territorio da tantissimi anni. Prima stavamo un po' più giù in fondo alla strada qua. Senti, ma Giovanni mi ha detto che addirittura sei stato a Las Vegas per portare l'arte della pizza napoletana. Sì, giro un poco, prevalentemente Asia, Australia, Emirati Arabi, un po' di Europa, porto in giro quello che è la pizza napoletana nel mondo. Insomma, le premesse sembrano buone, ma non bastano. Immagina fanno pochi fatti tu. Voglio vedere la tua postazione di lavoro. Sei curioso, lì? È ovvio. E vieni a presso a me. E va capire E allora Simone, pizza tradizionale con un impasto tradizionale. Raccontamelo. Il mio impasto è fatto con una farina 00, un'idratazione del 67% e una maturazione di 24 ore. E con questo impasto che pizza mi farei mangiare? Ti faccio una bella scarparella, che è un sughetto di pomodoro saltato in padella con aglio e peperoncino, provola, pepe e una rattata di pecorino. Cottura? E lì. Lenta, docile e mai aggressiva. Si preparate. Ma se io ti dicessi di farmi una pizza dedicata a Massimo Ranieri, me la fai? E certo che te la faccio. E allora io raggiungo Giovanni. E tu? Mettiti a lui. Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, che ci faccio? Perdere l'amore. Erba di casa mia. Rose russe per te. Vai, sì. Giovanni, eccomi. Ci siamo? Finalmente. Simone sta preparando le pizze, io nel frattempo mi sono fatto un giro per il locale, semplice ed efficace. Un po' di sale interne, spazi esterni, ma tu da quanto tempo sei cliente? Enrico, sono circa 7 anni che vengo qua. Un anno dopo che hanno aperto. E fra le tante pizze di Simone, quali sono le tue preferite? Vabbè, oltre alla scarpariello che mo mangiamo, dipende un po' da come tengo l'appetito. Una marinara, una margherita, una provola e pepe, una salsiccia e fiorelli, una capricciosa, una pizza fritta cicola e ricotta. Fatto di mamma mia. Amore, hanno chiesto una scarpariello. Facciamoci una scarpariello. Facciamoci una scarpariello. Uno studio italiano ha dimostrato che mangiare pizza una volta a settimana può essere benefico per il cuore, grazie ai nutrienti presenti negli ingredienti freschi come pomodoro, olio d'oliva e basilico. La pizza napoletana non è solo un piatto, è un vero e proprio simbolo culturale che rappresenta la città di Napoli e i suoi abitanti. Amo, la taglio perché devono assaggiare. Come la tagli? Scusa, ma ci vede Ah, fuori. visto, si taglia la rotella. Questa è la nostra scarpariello. Buon appetito. No, ma che stai facendo? Ah, pizza si mangia che male, cosa si posa? Allora, un pezzo a te, eccola qua. E poi un pezzo a me. Guarda come si fa. Aspetta, ti faccio vedere io, visto che non sei abituato. Prendi la pizza, la pieghi su se stessa e scendi il mezzo. Fare così. L'imbasto come lo trovo? Impasto tradizionale, cottura perfetta. Devo dire la verità, bravo Simone. E il pomodorino?
dolce e ben cucinato. E la provola? La provola compensa la dolcezza del pomodoro. E il pecorino? Oh, hai già capito, la pizza è buona! Pazziamo, ma sta pizza veramente era buona. Però voglio vedere come conta. La pizza di Massimo Ranieri cosa fi rifà? Sì, ma a proposito, l'artista della TV italiana tuo preferito, qual è? Belen. Visto che sei uno chef, se pensi a Belen, che piatto mi faresti? Un piatto di pasta e partiamo dalle farfalle. La farfalla di Belen, mi piace, continua. Quando eri ragazzo e vedevi una bella ragazza, come dicevi? Che bella papaccella! Bravissimo. Papaccelle, le sfriggiamo in padella e poi ci facciamo una crema in cui saltiamo le farfalle. Mi piace, continua. Poi ci vuole qualcosa di carnale. Una bella salsiccia rossa di Castelpoto. O dolce o piccante. No, stiamo parlando di Belen, piccante, assai piccante. Abbastanza. E allora per sicurezza ci aggiungiamo un po' di induia calabrese. Mi piace un sacco, bravo. E poi? E per addolcire un poco tutto qualche spuntone di ricotta di bufala. Mi piace, però continua. Per secondo, allora, un po' di insalatina per sgrassare e 3 belle mozzarelle di bufala. E 2 mozzarelle di bufala. Enrico. Belen, Argentina. 2 mozzarelle le dedichiamo a Belen e una a Maradona. Mi piace. Il grande successo arrivò nel 1969 con la canzone Rose Rosse, che lo consacrò come una delle voci più amate d'Italia. Ha interpretato brani che sono diventati immortali nella tradizione musicale italiana. Se bruciasse la città, 20 anni, erba di casa mia, con cui vinse il Festival di Sanremo. E Perdere l'amore, uno dei suoi brani più celebri, che gli fece vincere nuovamente il Festival di Sanremo dopo anni di assenza. Ecco Simone. Ah, finalmente. Signori, ecco a voi la mia Rose Rosse, ispirata a Massimo Ranieri. Sono rimasto sul classico, una semplice bufalina rivisitata con questo pomodorino tagliato a forma di rosa, tanto basilico e un filo d'olio evo. Sì, molto bello. Adesso però noi la assaggiamo. Buon appetito! Grazie. Allora, come prima, con le mani, mi raccomando, senza posate. Un pezzo a te, accortano un po' il rosa, e un pezzo a me. Come fa questa canzone? Rose rosse. Rose rosse per te ho comprato stasera, ma il mio cuore lo sa cosa voglio da te. Assaggiamo, assaggiamo. Una pizza molto molto fresca, direi quasi estiva, il basilico, i pomodorini freschi, la mozzarella di bufala, semplice pure questa, però le pizze più semplici spesso e volentieri sono quelle più difficili. E Simone pure questa l'ha fatta buono veramente. Sono contento che ti è piaciuto. Dammi una polizia. Rose rosse per te ho comprato stasera e il mio cuore lo sa. Federico, Vogliamo? secondo te, ti piace che la pizza che Rose dedicata a Massimo Ranieri? Per me hai fatto un capolavoro. Amo che la pizza è dedicata a te. Bravo Simone, veramente bravo. 2 pizze in cui si è vista tutta la sua esperienza.
un vero veterano della pizza tradizionale di Napoli. C'è chi le si è inventata i pomodori a forma di rosa e ha pensato a rose rosse. E poi Scarpariello, sapori inconfondibili. Secondo te si è meritato il grembiule di strapizza di coccole? Ripenso proprio di sì. E allora 2 notizie per te, una bella e una brutta. Iniziamo da quella Bella. Vado da Simone e gli consegno il grembiule, ok? Henry, aspetta, è quella brutta. Pavoguri. Simone, complimenti, il tuo locale è sobrio ma curato nei minimi particolari, nel cuore di Portici fra le ville del Miglio d'Oro. Ma poi parliamo delle tue pizze, c'è tutta l'esperienza di un veterano, i sapori di un'intera generazione di pizzaioli. Lo Scarpariello, una ricetta della cucina tipica napoletana riportata su una pizza con risultati incredibili. E poi Massimo Rarini da un lato, una delle sue canzoni più famose e ti ritrovi le rose rosse sulla pizza, sapori freschi, genuini ed equilibrati, motivo per cui ti meriti il grembiule di strapizza mini coccole. E a proposito di Massimo Ranieri, lasciami gridare, o meglio, lasciami salutare i nostri amici a modo mio. Voglio, replicate, ma non imitate, perché anche un grande pizzaiolo d'esperienza sa da saper fare. E ricordate, quando venite da Simone Fortunato, Portici, chi vuoi tu? Ciao. Ciao.